Andante della strage di Capaci? Non penso che non c'era, ero piccolo. Anche potevi, volendo. Quindi. Allora, Gianmarco, io posto il link. E voilà. Siamo pronti? Cabaglio, vai. Gigi era in mutanda. No, no. Oh, Signore benedetto, ma gli sta spaccando la mascella. Ehi, calmati. Ai! Sta uscendo fuori di nuovo il demone in versione potenziata. Oh. Ah, Gigi! Calmati un attimo, calmiamoci. Calmiamoci un secondo. Ehi. Oh no, c'era il serpentone qua, è vero. No. Lasso fa sotto un certo punto di vista. Sono visioni? No, è quello che è successo. È tornato a casa e ha trovato i genitori impiccati per colpa delle entità. Erano i Questo è il genitori? trama che c'è. Sì, sì, questa è casa dove stava lui. Ah, no, da skin. I genitori Sì, stavano sì. all'ospedale e che lui ha vissuto sta cosa qua. Non sono stati loro, è stato il villaggio maledetto e tutta la banda Bassotti che c'era prima. Con uomini mezzi nudi No, pure in lei. modalità sumo. Shit! No? Questo si chiama culo. Come fai a sentire dolore? Non hai niente. Che però a lui sta cosa non gli fa niente invece. No. Vabbè, lui non ha ancora abilità, quindi forse anche quello è il motivo. Ah, no, ecco, ok, no. vedi che è colpa del serpentone. Tu commetti suicidio e lui si nutre di te tranquillamente. Esatto, come ha chiesto Eh, bro, state no, accorto. questa fa male, è letale. Eccolo. No. Ti ha visto? No, questo è problema sta cosa. Dai, persona. No, è quel momento libero. Sì. Questa poi diciamo è trasformazione in ladro fantasma più che persona. Oh. Cugino Hit Questo della è... famiglia Adams. Wow, bro, c'hai un istinto comunque... Complimenti tra l'altro per il fisico, c'ha un hit pack. Minchia. No, lui grande aggiunto alla squadra, Giamma. Anzi, ma siamo a quota 4, non è male, eh. L'altra purtroppo hanno lasciato, mi dispiace che hanno è venuto Ah, ma questo. tornerà. Sì, sì. Anche Tornerà perché proprio lei era tranquillamente. donna dai capelli lunghi, acrobata tagliente. Che comunque... Da quanti anni sta facendo tutto questo? Ecco qua.
Però poverino, cioè che sfiga. Gigi, ti aiuto io, non dirmi mai che siamo No, stati non penso, Sergio. ero vigliacchissima in No, come fai a salvare questi due che tentano continuamente di suicidarsi? Non ci dimentichiamo del serpentone gigante che c'è di fronte. Non è una bella situazione, Giamma. Lo zio si deve trasformare. Vai, È l'unico modo. vai. E lui quindi sta là dentro. E il nucleo. Salve. Non mi aspettavo questa cosa. C'era quel donzello. Molto forte, fa anche un po' paura. Allora, studiamoci sempre un altro po' la sigla, perché qua ci buttano sempre gli spoiler dei personaggi, le cose, quindi Cioè, alla fine c'erano tutti nella prima. dobbiamo analizzare il settore. Anche che Reagan ci disse che è un bel gruppone, quindi c'è altra gente qui da aggiungere. Salve. Dan da da dan 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 dan. Lui è Ken Takamaki, non si può nominare perché quella ci viene. Non si può fare. Quel Un bel giochino con i fight che si ridurrebbe a momenti fight con momenti di storia. No, picchiaduro. No, picchiaduro, no, non picchiaduro 2D alla Street Fighter, mettiamola così. Visto che sono sempre stati arene, combattenti fatti in un certo modo. Qui tra esplorazione e altro un pochino di giretto lo potresti pure fare. Diciamo c'è del materiale per farci un giochino di un certo tipo. Non ti preoccupare che arriverà anche il suo momento tanto. Bel giochino sistemato, niente cazzate. Un GDR sarebbe una mina alla persona. GDR con le trasformazioni. Con quest secondarie dove puoi aggiungere altri demoni o altre cose con cui allenarti e combattere. Uomo mutanda. Tipo l'RPG di One Piece che ancora non ho finito, dannazione. Stavo pensando proprio a quello io. Fatto così lo zitop. Mina. Uscita anche l'espansione e me lo devo finire quello. Dannato tempo che non c'è. Questo mo chi è? È il mutanda. Ok, lui sta facendo da... però sta facendo da scudo. Ah, è proprio il malocchio. Ah, ok, è proprio lui. Ok. Però no, sono due cose diverse. Ecco quindi perché. Il malocchio giustamente sta dicendo tu che ci fai qua? Questo è il mio territorio. Quindi scontro e loro nel mezzo così. Quindi il malocchio è forte almeno quanto il verme. Eccolo qua. Dai. A posto. Il problema del verme è risolto. Per una testa. Mo usciranno le altre. Eccola qua, Gianmarco. Si rigenera proprio senza problemi. Sì, Gianmarco. Quindi questo come si ammazza? Allora. Signor Mal... Allora sei stronzo. Back e poi anche story. Ok, questo era il malocchio prima. Lo zi, te la predicto. Predicta bene. Lui prende adesso i poteri del malocchio. Sì, palesemente. La trasformazione che vediamo nell'anteprima della fine prima stagione è questo. Sì. Ecco, me l'ho dimenticato pure di quel dettaglio. È questo. Ok. Sicuro lui. Quindi tu eri un bambino sostanzialmente. Vabbè, nelle maledizioni spesso cose nascono così. Ci sta. E anche come gli altri, alla fine. La vecchia e la donna dai capelli lunghi. Tu eri messo molto male, figlio mio. Però eri buono, eri felice. Volevi giocare anche tu. Questa poi è un attimo sfiga, però non penso. Ovviamente. È stato usato come sacrificio. Ma che pietà, ma la pietà. Ecco qua. Sì.
Ecco qua. dai predecessori della vecchia. Ok. Gli sta mostrando la sua storia per dire aiutatemi, guarda che cosa mi hanno fatto. Dammi i tuoi poteri. Quindi nonostante l'aspetto che c'ha adesso è Sì. buono, È giustamente l'aspetto di una maledizione ed è diventato Sì. il malocchio, ha maledetto tutto questo territorio per quello che gli hanno fatto, immagino. Cioè, Jacopo, bruciato vivo. però porca il disegno così. Cioè, che pena però, ormai. Questo è accaduto mille anni fa. Quindi quelle entità sono in giro nello stesso villaggio da millenni, da un bel po' di anni, o da un centinaio di anni, ma non riesco a distinguere il periodo giapponese preciso. Però stavano da un bel po'. Sì. Ok, adesso sei un fantasma. Lo vedi? Ah, è già diventato il malocchio. Ma non ce l'ha neanche di proposito il potere. È una maledizione. Infatti lui non se ne rende, non capisce. I bambini che lo guardano, i genitori si ammazzano perché lui non aveva i genitori, però non lo fa di proposito. È per il fatto che è stato sacrificato. Per vivere bene loro dovevano dannare l'anima di qualcuno e loro continuavano a stare bene ad essere immortali. E ha continuato a farlo negli anni. Difatti pure lui, l'amico della ragazza, lui avrà visto lui quando già era tutto sfigurato. Potrebbe starci, sì. Sì, c'è anche il verme in realtà. E quindi per questo si è attivata la maledizione, però mo sta vedendo qualcosa di particolare in lui. Sì, sì. È una cosa buona o no, è una cosa No. non devi farlo, non. Però, di chi? E visto che è già successo 3 volte, forse ci sta un problema. Come ti sei sfigurato? Perché eri anche un bel bambino. È deformato. E loro hanno continuato per anni. Sì. Sì. Ecco svelato il loop. Ok. Buttavano giù la casa, ne costruivano un'altra, avanti con la prossima vittima. E lui ha tentato di aiutare gli altri. Ok, quindi è proprio buono, buono super più. Poi ti fa suicidare, non lo fa apposta. Mo capiamo se è disposto a una collaborazione civile o no. Ecco. E qua è partito il rancore e si è trasformato in mostro. Madonna. Ehi! Dai, persona. Aspetta che esce una cosa buona. Però in questo caso si vuole servire di lui per uccidere il verme, Sì. quindi a sto giro poi bisogna Poi gliel'ha detto. Ciò gli ha mostrato la sua storia. Collaboriamo. Non è l'aspetto visivo che conta. Ah, questo perché sì, lui giustamente si è fuso a quel bambino in quel momento, quindi Esatto. perciò c'ha i capelli marroni a casco, quindi forse poi può tornare anche la versione standard? Credo di sì. Stanno facendo da... hai visto quanto è profondo, quante case ci sono? Salvalo e fondetevi insieme in un ladro fantasma. Per la media, ottimizzando tra butta giù la casa e farne una di nuova, 2 persone all'anno le uccidevano. Vedi da quanti anni stanno? Hanno fatto proprio la peppa. Poi è pure un bell'oste, cioè è un ragazzo bello atletico, palestrato, già sistemato. Eccolo qua. Ok, liberate lui e prendine il potere a posto. Poverino. Ho capito.
Ma non... Nonna, aspetta un poi attimo. proprio tu, nonna, non dovresti giudicare, anche tu non sei così cattiva. Era una C'ha persona. gli occhi strani perché per qualcosa che ha... Però, cioè, di base è buono. Ci dobbiamo muovere, ragazzi, perché... Oh, Ah, Zionga questo è un utilizzato? attacco. Sì, questo è proprio un attacco. Che cos'è questa roba? Ha fatto fotografia. Non è buona. No. No, non è buona, non è buona, non è buona. No, fa anche schifo. Liberalo adesso, liberalo veloce. Poi se ci pensi è vero, le piante fanno la resina, quindi azzeccosa. Sì. È anche sensata. Giustamente lui adesso sta cercando di immobilizzarli. È vero, il nostro amico... andato. Disattivato il bro. È vero. Lui dopo che fa il super attacco si distrugge. No, ma il protagonista è lui, sì. Adesso deve fare lui. No, lui si sblocca, aspetta. Aspetta un secondo. Bro. Aspetta, mi sta dando i poteri, aspetta. Il metodo è questo? Sì, ok. Aspetta, connessione. GG. Sì, sta proprio da lui. Che per lui il problema era l'uomo che vedeva con gli occhi così strani, in caso in realtà lui stava cercando di aiutarlo. Aveva da proteggerlo. E i cattivi erano gli abitanti del villaggio. Sono anche maniaci sessuali. Anche. E in realtà pedofili, perché era una ragazzina minorenne. Quindi... Brutte entità. Sì. Ok, vai. Here we go. Sembra uscito da Squid Game, non so perché in italiano è un fuggitivo. Amico di Thanos. Cugino di Thanos, sì. Welcome to Thanos World. Ok. Fatto amicizia. Prego, si aggrappi a me. Però era un po' inquietante questo, l'hai detto tu. Mi hai fatto entrare tu. Sì. Ok, trasferimento. Però adesso grande boost. Grande boost. Aspetta. Fallo pappoleare una... Aspetta un attimo. Gigi. La faccia della melma, Gigi. Aspetta. No, mo spara la Kamehameha, lo zi. No, sta per assorbire tutto. Lui proprio poi va diretto. Mi è andato direttamente. No, se si deve attivare adesso, se no è finito. Vedi, lui è finito prono, come in D&D. Fine della serie, finito tutto. Eccolo. Sta per Eccolo qua. Dove vai? Ehi, Blue Lock, Capitan Tsubasa, che stai facendo? Calcione super più. Va bene. No. Fighissimo poi. No, fermi, non avevamo pattuito questo. No. No, vabbè, ma non ti pusho a te. Non ti pusho. Ma eri un bimbo buono. Non ti farà del male. Dai, che sei buono, dai. Oh, ehi. L'ha staccata, però la stacca... No, la sta pushando. Ok, bugia così. No, però, signor Tu sei buono. Fighissimo comunque, pure sti orecchini così strani. Pure sti orecchini strani che c'è, fighissimo il design. Fatto benissimo. Giustamente. Ragazzo calciatore, c'ha delle gambe belle potenti. Vabbè, bro, però già stai aura farmando, cioè calmati. Sì, aspetta un secondo. Annullato. Fatto niente, fatto proprio scudo super più.
Ah, quindi le sue vittime sono l'arma di cui lui si nutre. Oh, Capitan Tsubasa! Ha fatto il pallonezzol! Vabbè, così lui è il mio preferito, basta. Ho il mio personaggio. Palla di rancore di anime. Usata come Shaolin Soccer. Guarda, continua, Poi continua. Inazuma Eleven, cosa sto vedendo? Boh. No, c'è Boh. Non so cosa dire. totalmente inaspettato, ma Cioè, piacevole e piacioso. cioè, proprio sfruttare le abilità calcistiche al 100%. Mm. Ok, quindi lui è molto promettente, perciò è più forte. Però il malocchio deve un attimo calmarsi e capire chi sono i suoi alleati. Ma è nella fase di confusione iniziale. Cioè, Ma Gigi si è evoluto, adesso. Esatto. Vabbè. Nonna continua a stare nel gruppo e a dare consigli, però ogni occasione è buona per farli morire, però poi li salva. È morta. Non mano di luce! Inazuma Eleven. Oh, È morta. No. No. Vabbè, Questo brutto non colpo. c'è sfida. Non c'è proprio sfida. Ti salta la testa ora. Eccolo qua. È arrivato giusto in tempo. Ciao Gabri. Oi Gabri, bonsoir. Eccolo qua. Cosa cazzo sto vedendo? È la prossima settimana. Maledetta la puttana di Eva. Scia la miseria. Tutto bene, Gabri? Tutto bene, tutto a posto, Gabrone? Guarda, sì. Troppo più bello. Ma per forza doveva finire qua, per forza. No, quelle sono le amiche, ok. No, io cerco anche nell'ending PG. For freddo. L'altra volta, oggi questo è C'è ancora il manichino che corre nella squadra. Il manichino. No, chi sia il prossimo membro allora? Ragazzo paffutello cortissimo è il prossimo membro. Comunque possiamo continuare a dire che a livello qualitativo continua a piacere. È devastante quest'anime. Madonna mia, va bene, va benissimo. Pensa io, scusa per il linguaggio, mi hanno incollato l'account Steam ma l'ho ripreso per fortuna. No, Gabri, se hai uno smartphone, installati l'app di Steam. C'è la funzionalità di impostare lo Steam Card, devi mettere solo delle parole di sicurezza che prendi solo tu nel cellulare. Sei più tranquillo e non ti rubano l'account. Non è un casino, non ci vuole niente a farlo ed è più difficile fartelo prendere. Dai, stuzzichino. Dai. Oh, sì, la partita Capitan Tsubasa. Va benissimo. Vabbè, praticamente questa puntata mi ha detto fatti un'altra run su Capitan Tsubasa e questo mi state dicendo. Vabbè, devo fare. Sì, l'ho già fatto, ma sempre me le ha tracciate. Ah, era uno di quelli cattivi proprio. Era un pro. Era un pro. Noi adesso li avviamo un attimo perché così imposto i titoli per The Alters e faccio un attimo una cosa. Ci vediamo tra 5-10 minuti, siamo pure in orario e stiamo andando benissimo. A fra poco.
Sia lodato il Game Pass, sempre. Sia lodato. Sempre. Aia, tappas. Eccolo qua. Ok. Allora, signor Gianmarco, Sono siamo io. pronti? Ci siamo? Possiamo partire? I sostegni per il ponte li abbiamo fatti, cioè ci manca il carburante, il Kratol. Il Kratol ci manca in un certo modo, però mo ci organizziamo e lo tiriamo fuori. Allora, vediamo innanzitutto quanto Kratol ci serve, innanzitutto. Vedo che sei ormai esperto. Allora, 358 Kratol, ne possiamo contenere 4,50. Dobbiamo mettere GGR trivellatore ed è il materiale organico, giusto? Materiale organico, ok. Ne mettiamo immediatamente. Minatore contento. Iniziamo già a pensare come sistemarli per adesso, mo che sono in viaggio, e come ci dobbiamo un attimino comportare. Allora, ok, ho rimesso la chat a schermo. Giamox, se mi metti solo un po' d'acqua. Come no? Messi. Allora, serra il botanico. Se il botanico è infortunato, ma ci servono provviste di cibo. Merci. Prego, bello. Allora, a questo punto 5 di cibo veloce, fatto in casa, rapido, è sempre meglio di niente. Sì. Ragazzi, qualcuno che va in cucina e inizia a fare questo, il tecnico. Così il tecnico prepara un pochino di qua, lui scava. Noi ci dovevamo andare a fare la seconda zona mentre lui prende i minerali, quindi dobbiamo, diciamo, se riesci a dare un'occhiata mentre giochiamo, qui quanto sale. Questo qua deve arrivare a 3,58. Il valore a destra? Questo qua, l'ultimo proprio a destra. 4,50. Dove no. sta scritto qua 92, ne massimo possiamo immagazzinare 4,50 di questo. Okay. Ce ne servono 3,58. Ok, va bene. Io mo vedo solo per facilitare i lavori. Il magazzino medio 1 per avere un pochettino di risorse in più. Ce ne vogliono 4,23, però riusciamo a contenere più cose e siamo più tranquilli per il viaggio. Allora vai. Altro modo in cui ce li possiamo fare velocemente. Allora, come finiscono tutti, mandiamo qualcuno a prendere i materiali grezzi, lo mettiamo in raffineria e ci procura lui altro materiale generico. Organico, scusatemi. Allora, ci sono dei lavori da fare. Tu intanto qui sei a buon punto e quando finisci con 10 siamo a posto. Allora, noi dovevamo andare fuori e dobbiamo andare l'avevamo completato poi l'altro cosino di questo l'altra volta, se non mi ricordo. Ma para cos'è? Paro? Ma para cos'è? Paro cos'è? Sì, non ci sono più le traccette. Ok, allora, per far passare prima il tempo, sai che ci conviene fare, Gianmox? Che figa vuoi fare, bastardo? Visto che siamo completamente puliti e non abbiamo sintomi di radiazioni addosso, per fare nella raffineria questi servono i metalli arricchiti e ci prendiamo un po' di radiazioni,
Però così poi possiamo mettere qualcuno a fare qualcosa. Ah, sì, come no. Ci guadagniamo metalli più materiale organico che ci serve per il viaggio. Ma non si butta niente, lo zio. 1000 cose possiamo prenderne un po' di più. Ok, allora, ho preso un bel po' ma ci sono problemi. Siamo a 128 di materiale organico, ok. 5 pappa c'è. 5 papatacei. Quindi tecnico, vai a riparare un pochettino la nave perché non sta messa bene e dobbiamo pure un attimino partire. Inserra, 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 inserra. Ci siamo quasi, quindi si libera un altro e possiamo recuperare un altro paio di risorse che mo siamo in viaggio. Che non si butta. Non penso che ci possiamo fermare fino alla prossima zona, quindi un attimino un problema. Allora, come si libera quello? Già li prepariamo. La coda qui. Un bel cinquantello. Aspetta, forse ho completato. Oh, abbiamo anche gli scudi Jammox. Gli scudi là. Abbiamo lo schermo antiradiazioni. Bello. Sblocca un modulo schermante, quindi lo dobbiamo comprare. Allora, di cose ne abbiamo preso un bel po'. Andiamo a vedere quanto costa sta cosa alla base, che se riusciamo a mettercela anche adesso. No. Allora, costa un paio di minerali, costa del rapidium, metalli ce ne abbiamo, 40 minerali, mentre gli altri fanno le cose così, prendiamo i metalli, ce lo riusciamo a mettere stesso adesso. Dai. Allora, la miniera di metalli era questa. Ma niente che partiamo domani, però se ci abbiamo le radiazioni migliori. Era 40. Ok, torna subito indietro. Ok, allora cazzo, quello tutta la giornata e non è riuscito a finire là. Ci serviranno più di quelle. Ok, lo zio 4,39, però abbiamo lo schermo antiradiazioni proprio di base Che comunque non è che si nel butta, veicolo. Ok, mi dispiace non partire oggi, però facciamo visione film così stanno tutti tranquilli, un pochino tutto a posto. Vediamo la storia dell'universo stavolta. Ok, tutti felici, tutti tranquilli, nessun problema di sorta. Poi ce ne andiamo a dormire di nuovo in infermeria, così recuperiamo un po' di salute. Poi ci fanno l'assalto, io mi incazzo. Proprio mi incazzo proprio male. Un giorno all'alba, Gianmarco, oggi dobbiamo partire. Ok, allora, lui ha finito le piante, quindi c'è 10 cibo crudo. Allora iniziamo a fare che Botanico, tu vai in raffineria. In raffineria possiamo farne molti di più. Ah, ancora meglio, aspetta, io ho 50 e mi ero mantenuto. Ok, allora c'è questo. Tu vai qua, ricerca tutore, tu
Stai facendo l'avamposto avanzato materiali non metallici, così mo che andiamo nella zona nuova subito vediamo No. di prenderci tutto. Però ti aggiungiamo, questo non si può fare perché ci vogliono i piani ultra millenari, però possiamo fare l'efficienza non metallica, estrazione di minerali più rapida del 15%. E non si butta. E lo mettiamo in coda qua. Quindi lui prende all'avamposto del materiale organico, lui lavora e sta sistemando l'astronave, la ruota. Non c'è altro modo dove possiamo prendere altro che ci può dare qualche bonus nel frattempo. Lui in raffineria come oggetti abbiamo 3 filtri, ma mo dobbiamo andare a vedere. E lo Zimo con 2 filtri 4 giorni stiamo proprio a posto. Stiamo bene, già tutto a posto. Se ne può mettere pure un altro volendo. Ok, va bene. I filtri abbiamo risolto. Allora a sto punto, mentre loro prendono un po' di materiale organico, ce ne servono 4,39. Noi possiamo aumentare qualcosa in qualche modo? No, dobbiamo pure farci con 120 qui l'altra arca, così da aiutare di più la popolazione. Serra, raffineria, abbiamo tutto. Allora l'unica cosa è che cuciniamo noi un attimino il pranzo quello buono, visto che già hanno mangiato come dei farisei turchi. Come mangiano i farisei turchi? I farisei turchi mangiano che come c'è il cibo, giustamente vanno a tavola e mangiano. C'era il cibo qui nell'inventario, sono andati lì e hanno mangiato. Vabbè. Tutti stanno lavorando, noi stiamo senza fare niente, cuciniamo la pappa quella buona. La pappa reale. Togliamo questi da mezzo così da non far scendere il materiale organico, perché Gianmarco noi oggi ce ne dobbiamo andare. Sì, per forza. Ok, intanto 2,73, 2,80, 2,91, 2,96. Non vedete se ce la facciamo Gianmarco. Ok, li ho fatti ma se li so. Ah no, ok, non mi dica che ho fatto la pappa, ma io sono un deficiente. Ho sbagliato a selezionare, ho fatto quelli. Porca la puttana. Mannaggia la miseria. Allora aspetta un attimo. Andiamo col tempo, se ce la facciamo. Abbiamo pure un po' di cibo in più per il viaggio, va bene così. Allora ragazzi, solo per oggi, senza che ci incazziamo, Per piacere. straordinari. Straordinario, ragazzi. Dobbiamo partire, ci servono un po' di risorse. Posso darti una mano? Camera stagna, officina, raffineria. Ok. 3,51. Se ne possono fare più? No, ok. Lo zio, noi in un unico slancio eroico che ci contraddistingue da approfittarci degli altri, io volevo uscire e andare a prendere qualcosa, ma ho preso Intercooler, quindi io l'unica cosa che direi, se mi fa addormentare e non ci dà subito il game over, se no ricarichiamo la giornata. Ho sbagliato io al selezionare il pasto, ne ho fatti 10, non era il momento adatto. Non era il momento del crudo. Allora, almeno vediamo pure l'animazione se c'è. Eccolo qua, lo zio. Ecco qua, lo zio. Sole nascente ha bruciato, te e la base in cenere. Sei morto. Sì. Brutto errore. Allora. Brutta storia, figa. Così. Non c'entra un cazzo.
Noi dobbiamo farcela con questa base, abbiamo tutto. Ok, allora partiamo subito con la giornata. Raffineria, bel botanico e già abbiamo l'avamposto qui che va bene. Togliamo tutto questo qua, e mettiamo solo 10 di questi, mentre nella raffineria ottimizziamo il tempo e andiamo a migliorare questi qua, così. A sto punto io direi, volendo alzare qua per riuscire a farcela in ogni modo, mettere un budget di 200 e dire: caro scienziato, perché te ne stai andando da qualche parte? Che cazzo stai facendo? Ah, non c'è più nessuna ricerca. Poi quello. Ciao, quello, bentornato. Allora, scienziato, visto che non c'hai un cazzo da fare, vai a prendere i metalli arricchiti. Stronzo. Così nel frattempo lui in raffineria ne ha sempre da fare. Noi non facciamo bordello e possiamo cucinare un attimo del cibo pronto, fatto per bene. Puoi dare una mano al tecnico qua mentre loro si fanno un pochettino di cose. Ok. Dai, se Vincenzo non fa il coglione stavolta, si è verificato un malfunzionamento nel laboratorio di ricerca. Va benissimo. Pasto cotto. Ok, 2,93, già stiamo a 3,12. Vai, allora, però a sto punto, scienziato, vai in officina, guarda, bravissimo, io ti volevo mandare già lì. Allora, con i filtri siamo messi bene. Quindi resettiamoci gli ordini di lavoro, perché a questo punto alla fine ci consumano solo risorse. Zona nuova, dobbiamo esplorare, quindi abbiamo tutte le rocce, tutte le cose da fare. Sì. Ci facciamo un paio di cartuccine, 5 cartuccine, così come scendiamo esploriamo la zona e ci muoviamo al meglio. Cosa avete fatto? Quello, abbiamo visto la puntata come ti avevamo detto prima. E mo adesso ci stiamo affrettando, abbiamo il limite per la giornata di andarcene, che già abbiamo avuto il game over. Poi ci stiamo organizzando il viaggio al meglio. Dei piloni già ce li abbiamo per l'altra zona, servirebbero 30 minerali. 30 minerali che potremmo andare a prendere noi. 30 minerali che possiamo andare a prendere noi. Gioco. 10, 16, dai, 4,28, 40. Allora Gianma, si può partire. Vada. Ci siamo. Allora, io volevo mettere già per il viaggio e già nella coda, cazzo, 50 metalli. 50 metalli. Allora ragazzi, tutti a bordo, quindi minatore, vai. No, se è raffineria lui li sta facendo, quindi i materiali prima o poi arriveranno. Ok, iniziamo a togliere i tacchi e andiamocene da qui. Pronto per il lancio, Gianmarco? 4,39. 4,39. Puoi raccogliere automaticamente le strutture prima di iniziare il tuo viaggio? Ah, facendo cazzo. Raccogli, freccia a sinistra. Si parte, Gianmox. Abbiamo visto Dan. Ok, adesso che succede? Attraversi. Continuiamo. Secondo viaggio, Gianmarco, ma dobbiamo resistere in viaggio. Ci saranno cazzi. Che non abbiamo materiale organico, ribellione terminata. Per la gioia di tutti siete riusciti a continuare il viaggio. L'umore nella base è migliorato e la ribellione è finita, anche se non hai ceduto alle richieste dei ribelli. Gli Alters litigano in cucina. Ragazzi, tempo di recupero.
Guarda cosa sta succedendo in cucina. Ok, ragazzi, parliamo. Che è successo? E abbiamo risolto il problema, ce ne siamo andati. What are you arguing about? We got together to celebrate our progress, but it looks like we've reached the limits of a constructive discussion regarding our different views. We can't agree on the playlist. I say nothing beats good old rock and roll, but it seems our taste tutto is sto pretty bordello, rotten in ragazzi. some Vi branches. agitate per troppo poco. Rotten is good. Grunge is good. Please, why can't we at least take it easy with the music? Fate varie playlist e ogni tanto ne fate una. Uno si adatta. Almeno così suona tutto. E ce la date pure a noi, così ci abbiamo canzoni tranquille. Che non è male. Now, pick something we can focus to and think about the challenges ahead. Dobbiamo scegliere uno stile musicale che ci accompagnerà durante il viaggio. Yada yada yada. I bet your taste in music is just about as fresh as that patient. That's because your narrow mind will never grasp the beauty of AI-fueled. Giustamente lui è scienziato, quindi. No, Okay, guys, let's not kill ourselves over a stupid party playlist, please. You never said what you'd want to hear. Allora, Germa, che vogliamo sentire? Prima parti, qualcosa di allegro e tranquillo. Alziamo il volume di queste chitarre. Non so se dovremmo festeggiare. No, noi dobbiamo festeggiare, effettivamente. Che cazzo, siamo sopravvissuti. si fa grande rave. Let's Andiamo di rave get a party. rave started. Unbelievable. Scienziato, divertiti un po', porca la There's miseria. definitely one thing we have in common. No, We are very emotional about a party. lui ha detto no, ma noi lo facciamo lo stesso. Of course we are. Yeah, I just realized something. Correct me if I'm wrong, but didn't we all start out playing with Frickle Pickle? Oh, Pickle my Pickle, vabbè. word. Just as I was fighting so hard to get that memory out of my mind. The very mention of that ludicrous Divertitevi name con makes me moderazione. want No, to mo die of humiliation. non vorrei che esagerano e It was a succede high qualcosa school durante rock il band. viaggio, però Had to abbiamo be passato un cringy punto to be difficile. authentic. Una bella festa per I actually festeggiare e have fond motivarci memories. tutti, ci sta. Blisters on my fingers from strumming those strings all night. And thank goodness that joke of a band broke up when everyone went away to college. Speak for yourself. I got together with the guys several years later and we jammed on the weekends. Some good tunes we played too. And to think it all Perché started poi fino a un with certo punto Uncle della loro Martin's vita hanno guitar. pure ricordi in comune, quindi He sono le wasn't stesse exactly a esperienze che hanno perfect teacher. Sì. virtualmente Unless he vissuto. wanted to learn how to chug a bottle of beer in under 5 seconds. That's because he was a musician, not a babysitter. Remember the first thing he made us play? Itsy bitsy spider went up the water spout. Mo non so in inglese come continua. Viva la grande pioggia, lava il pazzo della sabbia. Down came the rain, washed the fucker out. I'm pretty sure it wasn't that. I Ho wonder if capito. we'd even remember how to play Lo that fa bella song. figura, ma non so I come haven't va. touched a guitar in Però va ages. bene, va bene. Really? Pensiamo alla I never festa. gave up Siamo alla jamming figa. with the freckles. Well, not until the accident. Ecco, I went back to fiddling with the instrument a little bit when we moved with Lennon. Nothing serious, though. Luckily, we're not here to perform music. You know what? You're right. We should definitely do it. You really are a genius. I bet we could write a song Uncle Martin would dig. All we need tutto is a questo guitar. la troviamo nella zona nuova. Sì. O la costruiamo? Man, I'm telling you, we Va need bene. up world. Dobbiamo trovare una And I'm telling you, chitarra. this is the least important of our priorities. Costruisci una chitarra. Devi costruire una chitarra. Già è presa. Eccola qua. Officina. Chitarra acustica. Vai. Allora ragazzi, voi adesso vi muovete alla bene e meglio. Non vi possiamo assegnare, quindi ognuno fa il cazzo che gli pare. Allora, costruiamo noi la chitarra.
Ok, fatta chitarra. C'è anche una telefonata in arrivo. Ok. Ah, ok, fa parte proprio della sequenza delle missioni. Ok. Allora, chiamata. Oh, il signor Maxwell. Signor... Jan, this is Il Maxwell. I Merdol. have good Oh, news. buone notizie, già ma... Quando c'ho buone notizie La allora. squadra di soccorso è in volo. Vabbè. Fortissimo. Fatto anche dei progressi, signor Maxwell. Abbiamo Glad to hear fatti. it. I made progress too. Well done. And how is your cargo? Allora, i Rapidium è al sicuro o i miei alter stanno bene? Boh, i miei alters stanno bene? My alters? They're doing fine. Tanto I sono was quelli asking il about carico. Rubidium. Ah no, lo voleva sapere. Raga. Magari ci cadeva, capì, e dava una risposta. È un mostro, Come hai fatto a capire che It's quello è il interesting they carico? were the first thing that came to your mind. Very telling. Have you created many? Ne ho creati quanti più sto cercando di limitare il loro numero. Oh no, perché le interessa? Cazzo, no, Ti poi so interessa a curious. te? Scusami. You think it's none of my business? It will be, sooner or later. You Ecco should qua, know già I've sta, been busy vedi? too, ci vuole protolare. testing the waters, as they say, about the possible fate of your potential crew after you come back. Si è fatto un'idea su You che mean fine far fare you still all'equipaggio. haven't Aspetta. told anyone? It's too early, Jan. Why? There's one thing you need to understand about those people. No one makes it to the board of a corporation for being nice. It's an award you get for putting the interests of stakeholders before anything else. Which boils down to being a passive opportunist with no moral center. Domanda. I don't get it. My alters are in the interest of the corporation. I had to make them to bring back Rapidium, right? Yes, but they're also a liability. Imagine an uncontrolled leak to the public. Moral outrage Ho on capito, che li socialist facciamo? Gli competence spariamo? taking Che over the dona? narrative. Mi scusi, Heads would have to fall Guarda di là. for Oh, Rapidium or no, not. non penso. No. No, we don't want them to panic. Gli interessi di And chi whose stai interest difendendo are tu? you protecting? What are you hiding, Maxwell? You got me there, Jan. I am hiding something quite embarrassing. An idealistic dream. Sì, il sogno idealistico. Cioè. What about? Would you laugh if I told you I believe we can change the face of the world? Like depleting resources, insufficient food production, they're just symptoms. We could get to the cause. Ok, qual è la causa del problema? Come? how? How? Think, Jan. You can see it clearly now. The truth about life. Because what is it really? Nothing but a predetermined string of events, distorted with myriads of Ma non ha random, tutti i meaningless torti. decisions. Lo so. Non ce li ha. We spend centuries looking for some kind of sense in it, some kind of meaningful pattern or recipe. Still, no satisfactory answer comes. Until, once in hundreds, maybe thousands of years, a chance appears to make a leap in our understanding of reality. And you think this is it? Well, ever since I learned about your discovery, I keep thinking about Rapidium as the opportunity for us to stop being slaves to chaos. That is why, contrary to the members of the board, I will sacrifice everything to protect your mission. Sacrificherò tutto per proteggere la missione. Ti voglio bene e ti voglio salvare. No, It feels good to Bello have avere somebody qualcuno. on my Tanto poi la side. decisione la prendiamo è sempre una noi. merda, cioè, ci vuoi fottere. Let me tell you Voglio in something cambio in raccontarti return qualcosa about su di me. myself. You Puzza di see, culo. Sì, lontano un career chilometro. Quello. management wasn't always what I had in mind for myself. I used to be a geneticist. Genetica. Preoccupied by scientific work,
Allora, exciting. hanno lanciato la promising missione su sto experiments. pianeta, vediamo chi sopravvive e riesce a prenderlo. So, Tanti the cloni old della stessa research Lucas persona. dug up. Yes, it was mine. Maxwell però potrebbe essere un'altra nostra versione. The mine rig. Non è che Quella ci assomiglia principale. molto, però sì. It's never just one person, Jan. But yes, I was in charge of that Era un project. responsabile, capisci? Ho messo la mia È persona un po' truzzolo. e via. Allora, avete fatto esperimenti sugli umani? Cosa volevi ottenere? Chi ha commissionato questi esperimenti? Quale mettiamo? A3. Fatto esperimenti sugli umani? Did you experiment on people? I can't say any more. I'm sorry. Not now. Not on this Vabbè, connection. For the very Tu l'hai same messo e tu l'hai reasons I had tolto. to Adesso ti parlo di me, discontinue ti my fai work. una domanda. No, qua non posso parlare. And this is Vabbè. where it gets tricky. Because if anyone from the board finds out what we've done together, they could get the wrong idea. If you know what I mean. That Che you're sta sperimentando experimenting di again? nuovo? That I'm using the situation to turn things around for myself. Aren't you? That's quite a harsh accusation, considering the mess I've got you out of, Jan Dolsky. Ok, va bene. Okay. I get it. So it's just between me and you. And I have to warn you, it may get harder for you. Harder? How? Well, there might come a moment when the interest of your alters, at least some of them, Do la will sentenza. differ significantly from yours. Are you trying to scare me? I just want you to prepare. For what? Tough decisions. Beh, noi con calma collaboriamo, Well, it's the sopravviviamo best I tutti can do. e cerchiamo di arrivare alla fine quanti più personaggi è Lucas is working on possibile. establishing the most convenient rendezvous point. He'll dispatch the coordinates to you as soon as he's found a good location. Ok. Good. I'll be waiting. Take care, Jan. It's going take care, well. mamma. Just keep it up and you'll be Allora, mi sa che proud of dobbiamo yourself. staccare le cuffiette a breve che a me mi sta iniziando a dare l'allarme. Allora, già Mox, diciamo così, Aspetta. vedi è là? Eccolo qui. Ah, ok, ok. Poi ci regoliamo con l'audio, così Di tanto almeno- non è particolarmente. Certo, solo che il microfoni. Ok. Volevo essere un duro. Allora, dobbiamo radunarli in cucina, è il momento del concerto. Nel frattempo lui ci ha detto, oh, attento, scelte difficili. Vai, raduna tutta la Io squadra. mi allerei 100 volte con i miei alters e fare un piano. Subito. Però mamma mia, scienziato. Non gli ha dimenticato come ci si diverte. No, botanico, pure tu. Vabbè, ma tanto cantate per fra di voi. Ma pare. A sto punto tanto dovete far passare il tempo, quindi cibo c'è. Guarda, zi, Jan and the Alters, come Ati and the Janitors. Ci sta, ci può stare. Beh, ti arrestano subito perché poi confermi che hai Dai, Alters. sembra fantastico. Io ci sto. Vai. Ma lo scienziato è Ho divertito fatto un una po'. bello, bro, ti voglio bene. Mamma mia. Stai un po' tranquillo, per l'amor del cielo. Una canzone così, un po' di mashups. Ok. Cioè, bello, mica hai pensato, tu stai pure tu.
Cioè, non è che tu mo ti isoli e ti fai i cazzi tuoi, devi partecipare pure tu, è una festa No, di non tutti. ti lasceremo in pace, bro. No, ti devi divertire. Siamo tutti nella stessa squadra, quindi devi Tu poi divertirti. diventi l'anima della festa se vieni trattato bene, però al momento ti devi un attimo convincere. Vabbè, però mettici una rima, non lo so, metti qualcosa, però. Salute, salute. Ah, grazie, scusatemi. Riguardo il cammino che ci aspetta e che lui vuole Guardiamo pensare avanti. così bilanciamo e Guardiamo ferisce anche lo avanti. scienziato e quindi stiamo un attimino più tranquilli. Il mio sguardo si perde nell'immensità. Ok, stiamo scrivendo la canzone, va bene. So che ci sono amici come me. Amici con me, dai, del Come gruppo. me. Dai, ci sta, un po' di gruppo. Ma scienziato, ti leghiamo a una sedia e ti picchiamo, te lo giuro. Lo attacchiamo su una sedia mentre lui è fuori. Yeah. Mola sta cantando pure lui, si sta divertendo. Yeah. Questo è sempre quel gioco che quella persona mi ha Sì, detto sì. è vuoto dopo Una la prima merda, sequenza, non è brutto. No. Va Guarda bene. come va lo yeah. La mano si è un attimo entrata un attimo nel giacco. No, c'ha la... Ah, ok, c'era un attimo. Era mano nella tasca, però. Voleva, sì. Un pochino così. Va bene. Questo gioco ha veramente tutto. Anche gli effetti di luce. Cioè, yeah. Poi Alan Wake, show me the champion of love. Potrebbe essere a sto punto. Ognuno parla di quello che vuole nella canzone. E sono la stessa persona di base. Che è la cosa che mi fa ridere a me. Oh, si dice One Man Army, questo è One Man Io quando fu annunciato e provai la demo dissi no, lui è uno di quelli che merita, secondo me. Io non credevo fino a sti livelli. Già, una mina, così. Yeah! Progetto Dolly come la pecora, siamo tutti dei cloni, quindi sta andando tutto di proposito, così dai. Oh, spacca! Spacca! Questo grande bonus gioia e quant'altro. Spacca! Posso dire proprio niente. No, ci sta, ci sta. Ma adesso un meteorite si prende sulla nave. È successo una cosa bella, il gioco è cattivello. No. Ecco, giustamente, allora mica arriviamo subito alla base. Ora dobbiamo capire come muoverci e esplorare la zona. La base oscilla un po'. Ok, quindi non ci sono giorni in viaggio, quindi problemi con risorse e quant'altro. Però okay. È una zona brutta, lo zio. Lo Zimo, questa è zona più difficile. Però siamo equipaggiati meglio. Sì, questo sì. Vabbè. Eppure presto riusciamo anche a fare un po' di esplorazione. Sì. No.
Sì, ma letteralmente una moneta, sì, Sì, è una moneta col copertone. ok, dobbiamo capire come passare sta situazione. Lo sì, ma è grande anomalia questa. Lo sì, mo cerchiamo un attimo di capire. Atto 2, i Katzen. Che mo la zona e tutto il mondo di gioco sarà molto più Si difficile. smoccano cazzo qua. Dovrebbe essere più grande, quindi molte più risorse. Ma Dobbiamo quanti solo giorni organizzarci al c'abbiamo? meglio. Il sole è lontano, già è lontano il sole. Allora. Ragazzi, allora, nel frattempo, visto che siamo tornati in modalità gioco, iniziamo a metterci al riparo per il cibo col botanico che ci inizia a fare. Settiamo le task. Uno di questo, da 10. Sgrodolox, quello non so che cosa c'entra Sgrodolox, però ok. Cioè, abbiamo 10 pasti cotti, quindi per un paio di giorni mentre lui fa Sì. là tutto a posto. Giustamente non ci abbiamo le miniere che adesso dobbiamo trovare tutto. Ci sta sempre, va Allora, mo è bene. il momento di agire che è zona nuova, dobbiamo muoverci bene dall'inizio. Nel frattempo qui è anche fermo. Però mentre esploriamo ci miglioriamo tutto. Allora, ci ha ridato i 5 avamposti, quindi noi già possiamo esplorare e mettere qualcosa. Abbiamo recuperato anche i piloni, quindi abbiamo anche i piloni hub. O pilona. O pilona dovremmo avercelo. 4 cartucce e ce n'è solo un'altra da fare. I filtri ne abbiamo uno. Allora, dopo di questo, guarda, fai un filtrol e 2 kit di riparazione. Mettiamo il tecnico ad aggiustare un pochino la nave, il minatore che al momento va in officina e lo scienziato che scienziateggia. Devo essere crudo. Allora, puoi riprendere le ricerche. Le sonde così troviamo più velocemente i giacimenti e le possiamo mettere. Allora, aspetta. Mo qui ci dobbiamo un attimino incapacità della sonda e uno scudo anomalia che non possiamo ancora fare, che ci serve giustamente il potenziamento della tuta, quindi dobbiamo trovare di qua, siamo fermi, questo qua per estrarre più velocemente. Scienziati in laboratorio, non è qua. Gianmarco, si va. Zona nuova. Zona nuova. Allora, un'attività opzionale. Avvicinati all'anomalia. Dobbiamo fare anche l'altro Kaizen. Come cazzo lo passiamo a questo punto, Gianmarco? Ce l'hai palla di fuoco? Non penso, Gianmarco. Non penso. Già vedo una grotta, Gianmarco. Vabbè, esploriamo per il momento così. Ok, dobbiamo parlare con lo scienziato. Aspetta. Ah no, c'è la questione, sì, se no non sblocchiamo il continuo. Cerchiamo prima di capire cosa fare, tanto siamo qui vicino. Magari ci dice prova a cercare una via a finire. Troviamo il punto bloccato di storia. Ci serve qualcosa e dobbiamo fare avanti e indietro 2 o 3 volte. Prima cosa, rendere più facile il movimento. Per lui ci servono altri potenziamenti. Noi dobbiamo un attimo cercare in giro gli slottini e vediamo un attimo di farci tutto. Allora ci vogliono pure tutti un pochettino parlare. Un po' di vertigini, ok. Ok. Allora, scienziato, come passiamo sto guaio?
Il tempo costringe. Sì, come sì, diretto, procediamo? lo sì. Diretto con lui. Come piace a lui. Tu sei genio. Ma scusami, Ha tu fini fa capito. chi cazzo ogni volta, ma non ti sta Da bene. un certo punto di vista ha ragione. che Esploriamo palle. un attimino la zona, però ci devi dire un attimino. Ok. Questo è interessante. La caverna, quella che già abbiamo visto. Iniziamo ad esplorare e ci accertiamo che là riusciamo a muoverci tranquillamente. Siamo in un canyon, ogni Ok, cosa ci in segna alto. pure dei punti sulla mappa, lo zio. A posto. Tutto a posto? Che angoscia sto tipo, veramente. Oggi dobbiamo mettere il cazzo di terapista al più presto, o psicologo, cazzo, perché questo deve star zitto. No, fallo fa, dai, stiamo tranquillo, mo il cibo c'è, abbiamo i filtri potenziati, ci gestiamo meglio le risorse. Poi questo quindi si incazza e fa la È rivolta. vero, c'era stato un problema nel laboratorio. Ecco, appunto. Ah, Possiamo migliorarti il laboratorio? Dici, dimmi che cosa dobbiamo posso fare. Così ti calmi un attimo, siamo tranquilli. Penso l'abbiamo fatto poi. Vabbè, Non credo. c'è il tecnico che sta riparando in giro, lo zio. Ci ha dato la questa? Crea un sensore di gravità. Quindi, Dobbiamo fare anche la produzione. seconda arca. Dobbiamo fare 3 di questi. Però noi a sto punto, visto che ce la siamo sbrigata facilmente, già ma dobbiamo esplorare. E io direi, quale miglior punto Che questo se non la grotta misteriosa qui a pochi sta accusando un po' centimetri? qua il gioco. Ok. Eccoli qua, a posto. Iniziamo a pulirci la strada, già ma o ce la possiamo permettere. Oh? Cosa? Dilatazione del tempo. Ehi. No, oggi per allora dobbiamo entrare. Scusami. Wow. Lo si passa il tempo più velocemente. No, vai via. No, ci perdiamo tutta la giornata qua, già ma. Vabbè, per No, il ma test. che? Ma che test? Perdiamo una giornata, c'è tutto l'altro lato. No, qua dobbiamo trovare qualcosa che ci salvi. Pure le zone col tempo rallentate. Oh, gioco tu, birichino. Gioco tu, figlio di buona madre. No, che poi non è tempo rallentato, è tempo dilatato. Che Allora, se era si può rallentato salire era qua, meglio. ma ci vogliono 3, ci vuole pure una corda più alta. Già. Ecco, primo cazzo, va bene. Possiamo già dire che questo è un posto di merda? Ma già dall'aspetto, sì, è proprio un posto di merda. Allora, Questo. di là abbiamo una zona che richiede qualcosa, ma grande rischio, grandi ricompense. Vediamo qua, qua si rompe forse? Qui si rompe e già abbiamo le munizioni, ne abbiamo 5 addirittura, già box. Dai. Ok, già facciamo dei progressi. Allora, ok, qui dentro, aspetta un attimo, c'è Pippo e anche Baudo, Gianmarco. Per prendere un po' di metalli che noi prenderemo un assaggino. Ok, 20 sono buoni. Non è una zona, aspetta, magari è una zona da miniera. Aspetta un attimo. No, non c'è niente proprio. Ok. Poi devi scavare solo tu. È un extra. Ti Ok, fai una scavata va di bene, minerali va bene. grossa. Cioè, può sta. Quando poi quella si toglie. E sei uscito qua su Maronna Santissima. Oh, lo zio, avremo tanti problemi qui. La zona è grossa. Se vediamo la mappa, lo zio. Ok, step by step. Zio.
Questo gioco è vuoto dopo la prima parte e non c'ha contenuto. No, no, non c'è niente da fare. Sì. No, non c'è niente proprio. Ci vuole il rampino migliore. Allora facciamo tutto quello che è raso terra per ora, Lozzi. Poi Allora, passiamo al rampino. qui possiamo fare altro, no? Poi facciamo il Ok. giro. Questo è buono. Questo è buono. Quello davanti che Questa è un'altra cos'è? interferenza, mi sa, Lozzi. È interferenza temporale pure questa, Lozzi. No. Non blocca tutti i collegamenti, se lo attraversi l'energia dell'auto No, si scaricherà. no. No. Ok, ci dobbiamo potenziare qua. Qua c'è Altro del cazzo. rapidium, però buono. Ok, ci sono un bel Buono, po' di minerali. buono. Se miglioriamo l'efficienza dello scavo possiamo fare qualcosa. Ah, Altra zona segreta. Cioè, segreta. magari è shortcut per l'altro lato. Sì, ma mo tutto quello che riusciamo a fare la prima giornata, già Mox. È buono. Ecco qua, c'è una miniera di minerali, di metalli arricchiti. Allora, ci sono le radiazioni, ma ci possono salvare, già Mox. Allora, solo che qua dobbiamo fare pure presto. Ok, verso di qua. Continua di qua. Ok, Qua. e qui. Magari proprio qua. Sì. Mo dobbiamo farci il collegamento però. Abbiamo tutti i paletti. Oh. Dove cazzo sei? Forse dobbiamo prendere il punto giusto proprio. Giustamente. Aspetta. Qui. Mi sta sfuggendo. Verso di Forse, qua. scusami, può essere dall'altro lato, no? Allora, aspetta, è qua sopra, è qua sopra. Dobbiamo capire come salire qua sopra. Da là. Sinistra. Qua? No, sinistra. Ok, hanno finito pure. Devi salire qua sopra c'è... Non qua sotto, è stato da qua. Aspetta, la zona qua dove stavamo prima, aspetta. Allora, lui dice che ha finito in officina. No, in realtà guarda, fai altri kit di un altro kit di riparazione così lui nel frattempo fa là. Ok. Qui sopra. Adia, che ci facci? Sto mettendo in tutti i modi possibili già Mox. Prova ad andare da qua. Siamo un'altra batteria, tanto ce ne dobbiamo tornare. Dice che è di qua. Prova di qua. Allora è qua. E qua si sta facendo Aspetta. ancora più rosso. Eccolo qua, trovato. Mamma che parto. Allora, Frizzibaldo. Quale ci serve qua? Eh? L'altro invece perché cos'è? Sì, sai che ti dico? Iniziamo a fare così. The Pylons. Sì. Lui deve arrivare qua il pilone. Oh, pilone. Quindi da lì ne mettiamo uno qui che fa di intramezzo. Ci iniziamo a incamminare dietro. Vabbè che è abbastanza vicino qua. Qua possiamo scendere con lo shortino, quindi recuperiamo un attimo di tempo, però al momento ci dobbiamo fare il giro. Ci iniziamo a creare la prima struttura qui, tanto lui fine giù, se c'è la visuale lo prende. Sì.
Quindi stacchiamo un attimo. Devi solo scendere. Scendiamo. Facciamo gli Other Pylons e già si è agganciato. Deve fare per forza il giro perché c'ha la sorella che lavora Dal Brunelleschi. no all'Enel, quindi capì, dobbiamo consumare un attimino di risorse, però abbiamo tutto collegato. All'Enel? Ok. Possiamo anche permetterci un pochettino il lusso di... Noi dobbiamo fare assolutamente questo qua. Ci servono 50 metalli. Ce lo facciamo costruire per domani mattina. Lo zi mettiamo già base grossa per prendere i minerali, ne prendiamo un sacco di quelli che possiamo convertire e via. Cosa che già possiamo fare adesso, perché se dall'officina mettiamo Erminatore, ok, c'è un po' di cosine da convertire, quindi vai tranquillo. Noi ci zucchiamo tutti questi qua proprio in automatico. Ok, questo qua è stato terminato. Ah, aspetta, possiamo fare un giochetto, Gianmarco, aspetta, un giochetto molto intelligente. Allora, noi ce l'abbiamo nell'inventario. Iniziamo a mettere già questo e poi dopo lo sostituiamo. Ci abbiamo pure il teletrasporto e possiamo vedere un attimo per qualche minuto ancora all'aria. Tanto là qualcosa già sta convertendo. Vediamo un attimo di qua, tanto ci basta tornare qua e ci teletrasportiamo. Ci sono altri metalli qua. E a sto punto una pizzicata gliela diamo. Qui c'è il materiale organico, già Mox. No, c'è anche un Frizzibaldo. Ehi, stiamo calmi, ragazzi, dai, mi raccomando, non rompete i coglioni che apparite da dietro. C'è le radiazioni belle alte, lo zio, mo tanto ce ne torniamo a casa, ci dobbiamo per forza settare un paio di cose, però andiamo per il meglio. Allora, dobbiamo solo sperare di trovare per bene questo più centrale. No. Allora, tu sei sopra. C'ho paura che ci sono gli sbrodolini. Oh, aspetta, ma ne abbiamo sempre 5. Sì, perché li sta continuando a fare. No. Allora non lo so. Si è buggato. Amen. No, dai, è un po' come barare, non mi piace così. Capito? Che fai? Non rompiamo più le pietre? Forse li avevamo... Ah no, forse li avevamo in coda fissi che li abbiamo messi può così. essere, allora, ok. No, mi sto divertendo, già non voglio imbrogliare questo gioco, niente, mai lo faccio, mai lo farò, ma soprattutto con lui mi sta proprio... Ma suca, che tu sei un hacker mi di prima sta categoria. divertendo, ma che hacker, al massimo lo hacker, Gianmarco. No, buono, non posso mangiare, però buono. No. Di qua? No, dobbiamo per forza tornare. Allora. Dobbiamo tornare, però abbiamo aperto un bel po' di passaggi. Ok, 39 secondi e aumentano le radiazioni. Allora. Vai al teletrasporto. Vai. Corri, non ti fermare. Ok, allora. Straordinari non sono attivi. Ok, tutto a posto. C'è del cibo crudo, c'è del cibo cotto. C'è da mangiare, c'è da bere, c'è tutto. Sì. Vabbè ragazzi, però non... Allora, scienziato... Ma tutte le sere vengono a suonare abbiamo... la finestra? Sì, quello. Sì, oramai è
siamo Vabbè. sopra un bar poi, quello, quindi purtroppo è inevitabile. Capita. Ed è Però anche è molto sabato. tranquillo, quindi ci sta pure, visto pure la giornata, come stava dicendo Gianmarco. Ok, lui comunque ha avuto dei dati per andare avanti nelle sue cose, va bene così. Abbiamo detto che c'è quella roba un attimo strana, magari. Dobbiamo trovare le distorsioni, quelle luccicanti per i potenziamenti, dobbiamo sbloccarla tutta. Senti, eravamo fuori col misurino a fare le cose. No, esci tu e te lo fai tu. Dai, inventati la cosa, te la mettiamo subito a ricerca. Ok, anomalia temporale, questa qua che abbiamo trovato adesso. Quindi non abbiamo una nuova ricerca, forse esplorando qualcosa e potenziandoci in qualche modo ci darà il potenziamento. Allora, con l'orario ce la facciamo pure. Allora, col minatore e l'altro parliamo domani. Noi però stanotte ci andiamo a dormire nell'infermeria. Sì. E proseguiamo le avventure in un altro modo. Allora ci vuole qualcuno che immediatamente 50 pezzettino di sterco che non sia altro, però ci sono i materiali arricchiti. Allora oggi possiamo fare in un modo: se tieni d'occhio i metalli, il primo, Ok. come arriva a 50 e mi avvisi, facciamo fare questo e ce lo andiamo a montare. Ok. Così col minatore subito inizia là. Che nel frattempo il scienziato c'è efficienza e c'è rampino migliorato, così possiamo avere gli shortini e andare meglio. Glielo facciamo fare dopo l'efficienza non metallica. Stiamo a posto di qua, lui ricercheggia. Tu con la serra come sei messo? Non stai facendo una beniamata mazza, quindi vai in cucina e ci cucini il pasto cotto. Ok, ne puoi fare altri 5 perché c'è 10 di cibo, quindi basta che facciamo questo. Dobbiamo preoccuparci di trovare il materiale organico, così da poter fare un attimino questo. Noi un altro riusciamo a farglielo fare, lo mettiamo in coda e lui adesso lavora qui a cucina e stiamo tranquilli. Lavori di manutenzione, lui sta dando una bella sistemata in giro. Officina. Allora, ecco, erano là, quindi per questo le avevamo sempre. Togliamo queste. Ecco qua, i metalli li abbiamo recuperati, quindi possiamo farla già adesso. Mettiamo un attimino che ce l'andiamo a fare noi, Lozzi. Tanto ci vuole pure poco. Ok, questa la possiamo andare a mettere. La cosa che possiamo fare adesso è il minatore, visto che comunque è tutto fermo di qua, il minatore va in officina. Metti in coda 5 di questi, cioè ne deve avere 5, però fanne 3. Al tecnico gli dà una mano e lui sistema prima. E ripariamo alla raffineria, mentre nel frattempo noi guarda, a sto punto sì, vai alla serra. Pensavo ci mettesse più tempo.
Ok. Allora, Gemma, Il minatore è svenuto nella raffineria a causa di vapori tossici. è perché è scoppiata la raffineria e Shit. c'è stato il problema. Allora, penso quando... però dobbiamo andare a svegliare, oggi come l'altra volta. allora, aspetta, mi ho fatto cazzata, però la cazzata mo facciamo cosa buona. Ci siamo a portare già qualche pilone di qua. Che cos'è adesso sta cosa? Che cos'è? Ah no, il raggio del pilone, ok, ok. Allora, fermati qua. Che cos'è qua sopra? Altra zona termonucleare. Allora, c'era qualcosa qui sopra. Chip danneggiato. Oh! Aspetta, Gianmarcone. Prendiamo i minerali e un po' di metalli. Altro Oggi potenziamento grosso. questo è un altro Alters, oggi dovrebbe essere. Ottimo. Minimo altri 2, Gianma. Non è male. Più 2 persone con cui possiamo collaborare. Allora, qui c'è un altro giacimento. Ci conviene per non perdere la zona qui con tutte queste cazzo di radiazioni che ci stiamo prendendo. Allora, aspetta, fermo. Così, così. Gli altri resettati tutti. Ok, dovrebbe essere più di qua. Più di qua. Ok, riparti da qua. Oh no, Pip Baudo! No, Gianmarco fottuto, e chi cazzo l'ha visto? No, e chi l'ha visto, Non ci ho fatto Gianmarco? caso manco io. Porca la miseria, giornata buttata per colpa di Stronzol, no. No, ragazzi, scusateci. Qualcosa che dovresti sapere. Che sta succedendo in cucina? No, è morta la pecora. No, sì. Oggi hanno un limite di età, mo adesso loro hanno un timer e all'improvviso muoiono. E noi diamo per scontati che mo loro vivranno anni, ma se in realtà durano pochi mesi o poche settimane. Ricordo chiave creato. Noi non siamo andati più a visitarla, però non è che potevamo vedere se c'era. No, Magari non se la so. toccavamo vedevamo qualcosa. Scienziato, ragioniamo un attimino. Zona nuova, noi abbiamo perso una giornata, pecora morta, finiamo proprio in bellezza, Giamma. Stava andando tutto bene. No, però povera Dori. Possiamo fare un'altra? Onoriamola con un minuto. Comunque li abbia avvelenati. Vabbè, questa è una crisi demenziale. C'hanno un limite di tempo i cloni. Effettivamente. Quindi, ragazzi, la buttiamo fuori dal finestrino, ne facciamo cotolette. Che vogliamo fare a sto punto? Oggi penso come venga a mangiarla. Esaminiamola, capiamo perché è morta. Scienziato, studia perché è morta. Ok, sono d'accordo col botanico. Vabbè, non c'entra niente. Vabbè. Potrebbe salvare la vita pure a voi sta cosa.
Botanico poi parla con la sua amata, quindi si riprende un pochino. Oggi portiamo sulla terra che anche noi siamo degli alter. Se c'è un problema solo esaminando la pecora e cercando di fare qualcosa, forse ci possiamo salvare. Esaminalo. Capisci perché è morto? Però lui è uno scienziato. Ma lui è scienziato medico, lui sa tutto, Gianmarco. Ragazzi, se ci fate uscire, noi abbiamo già il chip, ci servono solo i metalli e abbattere quello stronzo che ci ha buttato giù. Cominciamo. Ok, capiamo perché è morta la pecora. Questa è la quest secondaria da portare avanti per bene per capire dove è il problema. Molto bene. Allora, Jammox. Ok, allora, ricerca. Capita proprio a fagiolo. Mi dispiace per la giornata persa, ma lo zio e chi cazzo l'ha visto? No, Quello, vabbè, oggi è capitato, quello non fa niente. sgrodolo. Allora, noi questo ce l'abbiamo e qui sta andando. Possiamo iniziare nel frattempo a fare così. Ci teletrasportiamo un attimo qua. Facciamo un grande gioco di prestigio. Metti la cera, sbagliato pulsante. Metti la cera. Questa cera non va qui, Gianmarco, quindi noi rimettiamo la cera questa qui. Ah, oggi dobbiamo parlare col tipo pure per l'incidente. Allora sì, torniamo un attimo dentro. E pure con lo Ho scienziato. sbagliato a fare io i conti. Dobbiamo fare così al momento per prendere un po' di risorse. Avamposto metalli arricchiti, va il minatore. Ma è ferito lo zio. E lo zio ci serve qualcuno che prende un po' di Se risorse. succede qualcosa, Allora, aspetta. Fatti a curare tu qua. Cibo siamo messi bene. Botanico, vai un attimo a prendere i metalli. Tu aggiusta perché aggiusta. moduli un attimino messi male. Noi dobbiamo parlare con loro, ma ci possiamo parlare pure per la fine della giornata, già Mox. L'importante è che mo oggi che ore adesso sono? 39 riusciamo a fare le ultime cose giusto in tempo. 5 minuti. No, è proprio per no. staccare e farti andare anche a te al dolce e meritato riposo Sì, della bisogna giornata. anche di dormire volendo. Anche i Jamox dormono. Ogni tanto. Allora, si inizia a prendere coso grosso perché stronzo la deve pagare. Stronzo però non si dice. Ah, aspetta, Gianmarco, aspetta. Ma qui c'è sbrodolino mangia e dormi. Se noi capiamo dove porta questo, prendiamo altro potenziamento, quello grosso. Sì. Allora, va, dove va? Va di qua. Ok. Puttana, tua sorella. Vabbè, La prossima volta. la ricerca, aspetta, l'abbiamo già messa, no? Si è tolta. No, lo già ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo? Però va costruito forse. Eh sì, va costruito. Vabbè, lo zio. Madonna, Già abbiamo quanta sbloccato roba la. E ogni giustamente volta. non è che te la aggiorna così. Ma scusa, ma mettimi una corda più lunga e vaffanculo a mamma. Allora, lo stronzo da dove è arrivato? Eccolo qua. Ehi. Tu sei morto, lo sai vero? Ehi. Lo zio, questo c'ha dei problemi. Che è morto. Allora, lo zio, io direi questa zona al momento di lasciarla. C'è qualcosa così, che non va, sì. e vedere un attimino di qua che cosa c'è. Niente. Qui c'è un po' di questo. Qui andiamo con l'arma pronta perché qua gli stronzoli, eccoli qua, vedi? E noi ci puliamo un po' il passaggio. Ok.
non ci abbiamo le batterie giustamente, quindi di qua non ci conviene andare, ma No, Baudo frizzantino. vicino alla base mi pare ti puoi ricaricare, no? Sì, a mo' di fatti facciamo così. Ok, sì, vai al laboratorio di ricerca. Sì, 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 ottimo, ottimo, la base è tutto a posto. Mo' nell'officina, ma più che nell'officina, caro tecnico, ti metto qui, so che si stanno prendendo un bel po' di materiali arricchiti. Capito? Tu converti un paio di cose queste qua. Ci ricarichiamo. Dobbiamo farci delle cariche delle batterie da viaggio. Mo vabbè, per finire la serata in tempo, così stacchiamo al salvataggio, ci aiuta a far finire prima la giornata e ce la facciamo proprio giustino in time. Dove sei? Dove sei, bell'uomo? Vieni qua. Ok, a posto. Ah, ma allora è un vizio qua. Però ci liberiamo la strada per il futuro Hai e... preso il coso? Sì, 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 ho preso il pallottero. Ho preso il pallottero. Allora, qui c'è del materiale organico che possiamo prendere. Allora, sgronde l'1, tutto a posto, però io ne avevo visto un Cioè, no, qua altro. anche a destra ci sta. Oggi, ma questi non c'hanno il pallottero. Io No, non li qua non posso... possiamo proseguire ancora. Però c'è del materiale organico qui che io prenderei anche in discrete dosi. Io prenderei solo questo, ringrazierei tutti e me ne andrei a quel paese, Gianmarco. Che ci hanno mai mandato a quel paese. Qua giustamente non possiamo salire ancora, però possiamo metterci The Pylons, Vado a questo fare che così. si collega qui, questo qui e un altro ce lo possiamo tenere qui e provvisoriamente metterci qui il pilone da viaggio e ce ne abbiamo 3, così ci teletrasportiamo e possiamo anche staccare. Sai che potevamo pure mettere questo direttamente prima. Ok, allora viaggio rapido, base, stiamo ricostruendo qualcosa, però abbiamo tutta sta zona da capire un attimino per bene. Programma di domani. Allora, metalli arricchiti no, mettiamo botanico qui e botanico che ci fa una più un'altra e ce lo giostriamo al meglio, ma possiamo fare 10 di cibo e abbiamo sempre da mangiare e abbiamo un problema in meno. Officina, kit riparazione togliamo, facciamo uno di questi e siamo a posto per un bel po'. E non possiamo fare un cazzo perché non abbiamo altro. Ricerche, ecco, una l'ha finita e sta facendo pure l'autopsia, quindi buono. Il problema è che non possiamo fare altro fino a quando non sblocchiamo. Abbiamo un altro pilone hub da poter fare. Ok, va bene. Allora, l'obiettivo della prossima volta è trovare innanzitutto in questa parte della mappa un giacimento o zone dove prendere minerali, arrivare a 20 e farci fare subito il chip e potenziarci con i nuovi moduli di ricerca e quant'altro. Fare in produzione questo. Servono metalli e minerali, quindi l'obiettivo della prossima missione è questo qua. Aspettiamo un attimo Gianmarco e stacchiamo. Siamo finiti proprio giusto in tempo e a modo. Non abbiamo radiazioni, ci vediamo un film tutti quanti insieme, anzi noi andiamo a parlare velocemente con tutti così stacchiamo.
Allora, tu qui... Allora, perdonate se passo i dialoghi velocemente. Qui Mojo si sta lamentando che si è rotta la struttura. Se sei svenuto tu è un problema. Però già ci siamo preoccupati e abbiamo fatto il tutto. Scienziato. E possiamo staccare avendo fatto tutto, esserci già sistemati per qualcosa di buono. Cioè, raccogli di 2 risorse a volo per non sprecare le ore. No, ho fatto già tutti gli sistemate, tutte le varie cose che si dovevano fare per partire già quando ripartiamo nei prossimi giorni, e i dialoghi. Ci ha dato solo qualcosa per combattere quelle entità nuove, anomalie pulsanti. Crea un sensore di gravità. E questo è quello là così. Forse dobbiamo ricercare poi il modulo di ricerca. Dobbiamo trovare gli altri. Ok, vabbè, andiamo a dormire. Quindi di qua. Ok, Senza il capitano. siamo messi mediamente bene. Già abbiamo costruito qualcosa. L'autopsia è pure quasi finita. Nei prossimi giorni continuiamo ad esplorare. Allora, ragazzi, noi andiamo a dormire. Buonanotte a tutti. Buonanotte quello. Buonanotte Pierluigi. A domani sera. Buonanotte. Buonanotte.